Ordine passo! Rotone! Al! Fianco sinistra! Riposo! Il plotone schierato di fronte a voi è composto da personale dei reparti degli istituti penitenziari della provincia, della Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli Antonio Lorusso, della Casa di Reclusione Ucciardone Calogero di Bona, della Casa Circondariale di Termini Imerese Antonino Burrafato, del Nucleo Cittadino Traduzioni e Piantonamenti di Palermo e del Centro per la Giustizia Minorile. Plotone, attenti! Riposo! In rappresentanza dell'Associazione Nazionale della Polizia Penitenziaria della Regione Sicilia, fa ora ingresso il labaro della sezione di Palermo. Plotone, attenti! Riposo! Fanno ora ingresso i gonfaloni della Regione Sicilia e della città metropolitana di Palermo. Plotone, attenti! Riposo! Fa ora ingresso il gonfalone della città di Palermo, decorato con medaglia d'oro al valore militare. Plotone, attenti! Preseta, dar! Onori al gonfalone della città di Palermo! Riposo! Il Corpo di Polizia Penitenziaria viene istituito con la legge numero 395 del 1990. Le sue radici sono però lontanissime. Nato nel 1817 come famiglia di giustizia, nel 1861 con l'Unità d'Italia esso si trasforma nell'ambito del Ministero dell'Interno nel corpo dei guardiani carcerari, prendendo spunto dall'ordinamento carcerario sardo-piemontese.
Il regolamento generale del Corpo dei Guardiani Carcerari entrò subito in vigore nelle province dell'Italia settentrionale e solo dopo un anno anche nel Meridione, rendendo in tal modo uniforme l'applicazione delle regie disposizioni sull'intero territorio nazionale ed omogeneizzando la qualità ed il rendimento del personale. Nel 1886 i bagni penali, che fino ad allora erano dipesi dal Ministero della Marina, passarono, con un provvedimento senza precedenti, al Ministero dell'Interno. Il personale addetto ai bagni penali cessò di essere militare per assumere il ruolo civile. In questo periodo l'ordinamento del corpo va perfezionandosi insieme con i criteri di migliore funzionalità delle case di pena. Tra i criteri innovativi si ricordano la diffusione del sistema cellulare nelle nuove costruzioni penali e la dipendenza delle direzioni degli stabilimenti carcerari dai prefetti. Per ciò che attiene agli aspiranti agenti, si registra l'invito del Ministero dell'Interno ad orientare i militari congedati dall'Arma dei Carabinieri verso l'ammissione nelle file dei guardiani. Nel 1890 il Corpo delle Guardie Carcerarie viene riformato con regio decreto ed assume la nuova denominazione di Corpo degli Agenti di Custodia. Il complesso delle norme regolatrici del funzionamento del corpo, approvate, come detto, con decreto, non viene più definito regolamento, bensì ordinamento, a dimostrazione di un accurato studio delle disposizioni in esso contenute, al fine di assicurare al neonato organismo una prolungata stabilità. Il nuovo ordinamento si apre alle nuove correnti di pensiero, anticipatrici dei principi di incoercibilità dei diritti dell'individuo e di giustizia sociale. Il nuovo ordinamento disegnava per la prima volta il corpo come un corpo organizzato militarmente, seppure ad ordinamento civile. Nel 1937 viene emanato un nuovo regolamento per il corpo degli agenti di custodia, che nel 1945 viene posto alle dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia ed inquadrato nelle Forze Armate dello Stato. Con legge 395 del 15 dicembre 1990 il Corpo degli Agenti di Custodia è disciolto. Il personale del disciolto corpo e quello delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il corpo entra in tal modo in una nuova era, sempre alle dipendenze del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma con ordinamento civile ed organizzato e disciplinato in base ai propri compiti istituzionali. Oggi il Corpo di Polizia Penitenziaria, orgoglioso della sua storia, è una moderna polizia, sempre più operativo all'esterno degli istituti penitenziari, svolgendo il servizio di traduzioni e piantonamenti dei detenuti. Accompagnato dal direttore della Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli Antonio Lorusso, dottoressa Maria Luisa Malato, e dal comandante del reparto, dirigente di Polizia Penitenziaria Giuseppe Rizzo, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Sicilia, dottor Maurizio Veneziano, riceve gli onori dal plotone schierato. Plotone, attenti! Preseta, dar! Onori al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria. Plotone d'onore, pronto per la rassegna.
Il primo dirigente di Polizia Penitenziaria, Adalo Franco, comandante del Nucleo Cittadino Traduzioni e Piantonamenti di Palermo, dà ora lettura dell'intervento del signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dottor Stefano Carmine De Michele, per il 209° anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, svoltosi in data 18 marzo a Napoli. Donne e uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria, Plotone, attenti! Riposo! in qualunque momento avessi scelto di scrivere questo messaggio, avrei saputo con assoluta certezza che migliaia di voi, proprio in questo istante, stavano svolgendo il loro servizio. Ora so che qualcuno è di turno in una sezione detentiva, qualcuno sta gestendo una situazione difficile, qualcuno sta intervenendo su un evento critico, qualcuno sta vigilando in silenzio mentre altri dormono. Molti di voi, mentre risuonano queste parole, saranno già in uniforme, nel cuore degli istituti penitenziari, oppure impegnati nei tanti servizi che il Corpo svolge ogni giorno al servizio del Paese. Il Corpo di Polizia Penitenziaria non si ferma mai, perché non può fermarsi la presenza dello Stato. Voi siete quella presenza. Lo siete quando entrate in servizio lasciando a casa una preoccupazione familiare. Lo siete quando affrontate turni lunghi, contesti difficili, tensioni improvvise, situazioni che mettono alla prova la vostra forza, il vostro equilibrio e talvolta anche la vostra serenità. Lo siete quando vi trovate di fronte al disagio, alla sofferenza, alla paura, alla violenza. Lo siete anche quando, con il vostro lavoro silenzioso, contribuite a salvare una vita, a prevenire una tragedia, a ristabilire l'ordine quando rischia di spezzarsi. Il lavoro della Polizia Penitenziaria è uno dei più complessi che lo Stato possa affidare ai propri servitori. È un lavoro che si svolge ogni giorno, dentro luoghi in cui la tensione può nascere in ogni momento, in cui il confine tra sicurezza e disordine è spesso sottile e la cui professionalità, fermezza e umanità devono convivere nello stesso gesto e nella stessa decisione. È un lavoro che richiede disciplina, lucidità e senso dello Stato. È un lavoro che soltanto il Corpo di Polizia Penitenziaria sa svolgere con quella sensibilità, quella competenza e quella responsabilità che la legge e la Costituzione vi affidano. So bene che dopo molti anni di servizio può affiorare talvolta il senso della fatica, dello sconforto, del turbamento. È umano, è il segno di una professione che si vive davvero fino in fondo. È perciò molto importante che vi sia nella collettività piena consapevolezza del valore di questo impegno, delle difficoltà, delle condizioni in cui sempre operate e della responsabilità che assumete ogni giorno. Perché ciò che fate è essenziale. Voi garantite l'ordine e tutelate la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Voi salvaguardate la vita delle persone detenute. Voi proteggete chi lavora negli istituti, chi vi accede, chi vi opera. Voi rendete possibile ogni giorno l'esercizio di una delle responsabilità più delicate dello Stato e lo fate con un equilibrio che è insieme forza e misura. Nel celebrare il 209° annuale di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, il pensiero va prima di tutto a voi che siete in servizio, a voi che anche in questo momento siete nelle sezioni, nei corridoi degli istituti, nelle garitte, nei servizi di traduzione e piantonamento, nei servizi esterni, nelle tante articolazioni in cui il Corpo opera. A voi che ogni giorno tornate nello stesso posto e proprio per questo compiete qualcosa di straordinario, perché l'eroismo nel vostro lavoro non è fatto di gesti isolati ed eclatanti, è fatto di presenza, è fatto di continuità, è fatto di responsabilità. Il valore di ciò che fate merita di essere riconosciuto anche nelle vostre famiglie, tra le persone che condividono con voi la vita quotidiana e che spesso partecipano silenziosamente ai sacrifici che questa professione comporta. Perché il vostro lavoro è parte viva dello Stato. Lo Stato, dentro gli istituti penitenziari, ha il vostro volto, con la vostra professionalità e il vostro senso del dovere.
È attraverso il vostro servizio quotidiano che lo Stato continua, infatti, a essere presente, autorevole e credibile nei luoghi più difficili e delicati della Repubblica. Grazie per quello che fate, grazie per come lo fate, grazie per essere ogni giorno il corpo di polizia penitenziaria. Stefano Carmine De Michele, Roma, 18 marzo 2026. Plotone, attiti! Riposo! Prende ora la parola il comandante di reparto della Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, dirigente di Polizia Penitenziaria Giuseppe Rizzo, che illustrerà le attività operative del reparto. Dia riposo, grazie. Riposo! È con grande onore che prendo la parola per salutare e ringraziare anche a nome dei colleghi degli istituti di Ucciardone, Calogero di Bona e Termini Imerese Antonino Burafato, tutte le autorità civili, militari e religiose, che con la loro gradita presenza hanno ancora una volta dimostrato attenzione e vicinanza nei confronti dell'amministrazione penitenziaria e in particolare dei reparti di polizia penitenziaria, dei nuclei di traduzioni, del centro di giustizia minorile, dell'UIEPE che operano nelle strutture. Un particolare saluto permettetemi di rivolgere al signor provveditore regionale dottor Maurizio Veneziano per l'attenzione dimostrata con la sua presenza in questa particolare ricorrenza. Un saluto ai signori rappresentanti delle organizzazioni sindacali sempre attenti e disponibili al dialogo costruttivo e proficuo per migliorare il benessere del personale. Quello del comparto ministeri, dell'area trattamentale, contabile e del personale sanitario, perché con la loro collaborazione e interazione con la polizia penitenziaria risulta sempre preziosa e necessaria. Solo la sinergia tra le diverse professionalità contribuisce al raggiungimento della mission istituzionale. Un saluto ai familiari di coloro che ci hanno prematuramente lasciati. Un ricordo e immensa gratitudine inoltre a personale di polizia penitenziaria caduto nell'adempimento del dovere. Il sistema penitenziario, come è noto, sta vivendo una condizione di grande difficoltà dovuta al sovraffollamento, ma anche alla particolare riottosità che la popolazione detenuta sta dimostrando nel rispetto dei regolamenti interni, probabilmente approfittando della gravissima carenza di risorse umane che attanagliano i reparti. I dati che mi accingerò a fornire fotografano pienamente la situazione degli istituti che sono comuni in tutti quelli della nazione. Ed è proprio in queste difficili condizioni che gli uomini e le donne della polizia penitenziaria svolgono con grandi sacrifici i loro delicati compiti, assicurando all'interno degli istituti l'ordine, la sicurezza e la disciplina e nel contempo garantendo il trattamento rieducativo. La storia della polizia penitenziaria non è mai stata, sia nelle funzioni che nei compiti, intrinsecamente conosciuta se non per quegli aspetti che sono dati dalla cinematografia. Conoscere e capire il lavoro della polizia penitenziaria e l'apporto che questa forza di polizia riversa nella sicurezza pubblica e quindi a garanzia dell'ordine pubblico è un impegno che dovremmo avere tutti, ma dovremmo avere non solo per far capire cos'è il carcere ai fini dissuasivi, ma soprattutto per consentire un contatto autentico sulla realtà penitenziaria. La polizia penitenziaria oggi ha dimostrato di essere una forza di polizia con competenze specifistiche e che contribuisce in maniera determinante alla sicurezza nazionale, perché ricordiamoci che la sicurezza penitenziaria è una porzione della sicurezza pubblica e la continuazione del processo del mantenimento dell'ordine pubblico. La tradizione è rimasta ferma sui valori, uno degli originari valori degli agenti di custodia prima, oggi del poliziotto penitenziario, è l'umanità. A questo si associa la fedeltà alle istituzioni. Il poliziotto penitenziario ha dimostrato nel corso degli anni di far fronte alle emergenze che hanno messo in difficoltà anche la nostra società. Immagino al terrorismo, quando vennero arrestati i primi terroristi e associati negli istituti, ai detenuti sottoposti al regime del 41 bis, ma a tutti i poliziotti che in quei 2 metri di corridoio assicurano la sicurezza e rappresentano l'ultimo baluardo dello Stato. La polizia penitenziaria, attraverso un lavoro difficile, silenzioso, intenso, contribuisce a pieno titolo a garantire la legalità. Dare la speranza è il nostro compito, è il motto della polizia penitenziaria. Il ringraziamento va a tutti, dunque, anche alle famiglie e alle persone care che spesso sono sacrificate per un turno di servizio o, come spesso accade, per una sede troppo lontana. La scarsità di risorse finanziarie, umane, caratterizza ogni realtà.
Le carenze organiche dei reparti oramai sono note. Basti pensare che in penitenziari simili per capienza hanno un organico medio effettivo di 700 unità. La casa circondariale Antonio Lorusso ne conta appena 530. Una problematica che si protrae nel tempo e è portata in risalto anche dagli uomini in divisa. Ma il contributo della Polizia Penitenziaria alla sicurezza del Paese non si limita tuttavia a garantire la sicurezza all'interno dei singoli istituti. Fondamentale, ad esempio, è l'acquisizione di informazioni nell'ambito della radicalizzazione religiosa. Altra sfida che è chiamata quotidianamente ad affrontare il personale è il disagio psichico della popolazione detenuta e quindi a prevenire e affrontare il pericolo del rischio suicidario. Come oramai sono sistematiche le aggressioni fisiche anche di una certa rilevanza nei confronti degli appartamenti. Pertanto, dopo questa doverosa introduzione, entro ora nel vivo dell'ambito operativo del reparto. A titolo esemplificativo vi cito alcuni dati. Il personale dell'ufficio matricola dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 ha assicurato l'ingresso di 1468 detenuti tra uomini e donne, tra nuovi giunti dalla libertà e altri istituti. Di questi 899 solo dalla libertà. Ha assicurato altresì la dimissione, trasferimenti e scarcerazioni di 1544 detenuti. Il personale nel frattempo è stato adeguatamente formato, oggi assicura anche la raccolta dei campioni della banca dati del DNA da destinare appunto alla banca centrale. Ha assicurato 2820 prelievi, il tutto con appena 20 unità. Anche il settore dei colloqui familiari, nonostante le gravi carenze, giornalmente assicura il servizio effettuando circa 5.800 colloqui mensili, di cui 3.000 in presenza e 2.800 con il sistema delle videochiamate. Si registra un aumento di 1.700 colloqui rispetto all'anno precedente, per un totale di 69.600 colloqui. Anche il diritto alla difesa è ampiamente garantito, con appena 6 unità il personale ha garantito 12.244 colloqui. Per quanto riguarda l'ufficio comando e quindi l'attività di polizia giudiziaria, si registrano 688 atti di polizia giudiziaria, di questi 32 su delega dell'autorità giudiziaria, 347 comunicazioni di reato, quindi di iniziativa. I reati maggiormente contestati chiaramente sono relativi alla legge droga, al danneggiamento, al ritrovamento di apparati telefonici, lesioni e minaccia a pubblico ufficiale. Tra le operazioni di polizia giudiziaria che hanno avuto rilievo con attività esterne, il comando ha partecipato alla notifica a 44 indagati di alcune misure, di cui 12 cautelari in carcere, di soggetti già detenuti, ed è stata eseguita la misura nei confronti degli arresti domiciliari nei confronti di 2 appartenenti ed un altro è stato sottoposto all'obbligo di presentazione all'APG. È stata sgominata un'associazione finalizzata allo spaccio al reato di cui al 416 bis, comma 1, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, corruzione e favoreggiamento. Preme segnalare che l'indagine è stata avviata dal reparto della Polizia Penitenziaria di questo istituto e successivamente in condelega con i carabinieri del Comando Provinciale di Palermo. Nel corso delle investigazioni, che ha visto coinvolte anche altre città, sono state complessivamente sequestrati 56 microcellulari, 25 smartphone, 20 SIM e oltre 1 chilo di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack e hashish. I militari dell'Arma e gli agenti della Polizia Penitenziaria di Palermo hanno invece rinvenuto a casa degli indagati 120 dosi tra hashish e marijuana e 1.200 euro in contanti ed è stato tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio il figlio 25enne di uno degli indagati. Il reparto sin dall'inizio ha lavorato con estremo rigore al fine di perseguire i colleghi corrotti, come poi hanno confermato le attività investigative, a chiara dimostrazione che siamo in possesso degli anticorpi per far fronte a questo tipo di problematica, dimostrando di essere un'istituzione sana. Mentre in flagranza di reato ha altresì proceduto all'arresto di un difensore che durante il colloquio col proprio assistito introduceva e consegnava un microtelefono cellulare a soggetto esponente di spicco della criminalità organizzata, poi sottoposto appunto al regime di cui al 41 bis. Parimenti l'attività della CR Ucciardone conta 440 notizie di reato e 111 attività delegate. Sono state garantite con appena 12 unità 2.722 udienze col sistema delle videoconferenze.
Sono stati sventati 24 tentativi di suicidio e quotidianamente sono stati effettuati degli interventi su 87 gesti autolesivi. In tutto questo sono stati garantite le cure per imminente pericolo di vita a numero 118 detenuti, ma in tutto questo non vanno dimenticato i 34 unità di polizia penitenziaria che nell'adempimento del proprio servizio hanno subito lesioni e ferimenti. Anche il problema, come dicevo prima, dei detenuti psichiatrici, che si contano appena 150 detenuti, ha comportato un'attività di sostegno con 5.240 interventi svolti congiuntamente tra polizia penitenziaria e gli specialisti. Ma come anticipato in quest'ottica è che si può certamente affermare che i reparti di polizia non si sono mai sottratti al principale compito istituzionale previsto dall'articolo 5, ovvero alla partecipazione all'attività di osservazione. Solo a titolo riassuntivo, di concerto con i singoli funzionari giuridici pedagogici, sono organizzati 4 corsi di scuola media, 3 corsi di alfabetizzazione, 2 sezioni per un totale di 8 classi di scuola superiore servizi alberghieri, 3 classi di scuola superiore ottico e 3 di odontotecnico, un polo universitario, un corso per addetto alla segreteria, un corso addetto per stucchi e decori. Sono in corso ulteriori progetti formativi. Vedete, spesso in occasione dell'annuario del Corpo si pongono in risalto solamente le attività esterne di polizia, che sicuramente rappresentano un valore aggiunto e portano lustro al riconoscimento del Corpo. Con l'elencazione di una parte delle attività trattamentali svolte negli istituti ho voluto ricordare il lavoro del personale che espleta servizio nei reparti detentivi e di come concretamente la polizia penitenziaria contribuisca all'umanizzazione della pena. Per questo e per tutto il lavoro silenzioso svolto voglio nuovamente ringraziare tutto il personale dei reparti della provincia, esternando pubblicamente la mia stima e gratitudine per la collaborazione, la professionalità e l'umanità dimostrata. Un saluto ai nostri pensionati, all'Associazione Nazionale Pensionati della Polizia Penitenziaria, la cui presenza ci deve essere di esempio, stimolo per svolgere sempre meglio le importanti sfide. Un sentito ringraziamento e immensa gratitudine inoltre al personale di Polizia Penitenziaria caduto nell'adempimento del servizio e ai loro familiari. Infine un grazie alle nostre famiglie che affrontano con umiltà, discrezione e silenzio i sacrifici e le ansie di questa delicata professione. Siate fieri della vostra identità di poliziotti penitenziaria. Viva la Polizia Penitenziaria, viva l'Italia! Plotone, ottiti! Prende ora la parola il direttore della Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, dottoressa Plotone, Maria Luisa attenti. Malato. Dia il riposo. Riposo! Signor Provveditore, gentilissime autorità civili e militari intervenute, è con immenso orgoglio che quest'anno la Casa Circondariale Pagliarelli Lorusso ospita la cerimonia provinciale del 209° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria. E così questo mi permette di intervenire perché allorquando la festa è stata riportata a regionale il direttore non interviene ed essendo qua io da 5 anni, un anno come reggenza e 4 anni come titolarità, per me è un'occasione veramente unica per poter esprimere il mio più sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria, il cui lavoro ancora oggi non è conosciuto fino in fondo, con le sue specificità, con le sue peculiarità, dalla società civile, di cui invece rappresenta un segmento di fondamentale importanza, un corpo garante di un equilibrio difficilissimo tra legalità e sicurezza da un lato e grande senso di umanità dall'altro. Grazie a questi talenti e alla grande professionalità dimostrata è stato possibile nell'arco del 2025 sedare numerose proteste, spesso non pacifiche, poste in essere dalla popolazione detenuta e in particolare dal reparto alta sicurezza, che ha percepito e certamente malgradito le linee gestionali di maggiore rigore dettate a livello centrale e regionale. Non in poche occasioni, quindi, il personale, soprattutto nel periodo estivo e quindi in concomitanza con il piano ferie,
è stato trattenuto in servizio spesso per oltre 12 ore e per più giorni consecutivi. A loro e alle loro famiglie si rivolge il mio pensiero e la mia gratitudine, perché è un lavoro non solo faticoso, ma anche, e lo sappiamo, estremamente rischioso. Da apprezzare dall'altro lo sforzo dell'amministrazione di puntare sempre più sulla formazione. Molteplici sono stati i progetti che hanno visto coinvolto il personale di Polizia Penitenziaria, dai corsi di difesa personale alle azioni di supporto psicologico, dall'anticorruzione al corso di addetto alla vigilanza e osservazione dei detenuti alta sicurezza, giusto per fare degli esempi e per riallacciarmi al discorso di cui sopra, proprio per contare sempre più su un corpo qualificato e professionale, pronto a sapere affrontare le situazioni e le sfide più difficili. Tra queste, senz'altro, proprio tra le sfide, si annovera la gestione di quei ristretti, la cui presenza è purtroppo sempre più consistente, con problematiche di natura psichiatrica e o comportamentale, ove il personale di Polizia Penitenziaria avrebbe bisogno di un supporto, direi assolutamente imprescindibile, di personale psichiatrico, di figure specializzate, oggi piuttosto scarse o in alcuni casi assenti, così che spesso il personale avverte un profondo senso di solitudine e viene schiacciato da una responsabilità che non gli compete. Tutto ciò sempre in un contesto di sovraffollamento, ove tuttavia la Polizia Penitenziaria è stata in grado di garantire, sempre in sicurezza, colloqui visivi e telefonici, videochiamate, il lavoro penitenziario, le cerimonie religiose, le attività penitenziarie e quant'altro, nella piena consapevolezza che tutto ciò non solo rientra a pieno titolo nella mission istituzionale del corpo, ma soprattutto che riempire di significato il tempo della detenzione abbassa le tensioni e rende meno gravoso il lavoro quotidiano. Un pensiero va alle organizzazioni sindacali con le quali si è mantenuto un confronto dialettico vivace e schietto, tendente ad ottenere l'obiettivo comune di permettere al personale di operare nelle migliori condizioni auspicabili e offrire, ove possibile, anche delle opportunità per stemperare le tensioni lavorative. Mi piace citare una per tutte la palestra dell'istituto, aperta al personale e ai familiari, che definirei un vero fiore all'occhiello ed è mantenuta sempre in ottime condizioni. Un affettuoso saluto va ai pensionati, sempre presenti in queste circostanze, a riprova del legame affettivo che ancora permane nei confronti dell'amministrazione penitenziaria. Un ringraziamento è poi doveroso nei confronti del personale delle funzioni centrali che, pur col status giuridico e compiti diversi, rientra a pieno titolo nella stessa famiglia della più ampia categoria degli operatori penitenziari, di cui condividono obiettivi e finalità. Come non citare poi il personale dell'ASP, che pur ormai da qualche anno dipendente da altre amministrazioni, tuttavia condivide appunto le problematiche e le difficoltà del mondo penitenziario, in particolare, come accennavo, con riferimento al personale psichiatrico, da ormai diversi anni in sofferenza e purtroppo inadeguato alle esigenze della struttura. Permettetemi infine di ringraziare per la loro presenza e il loro contributo offerto i colleghi, le colleghe, i vicedirettori e i direttori degli altri istituti penitenziari, Ucciardone, Termini Imerese, della giustizia minorile e dell'UEPE. Grazie a tutti. Viva la Polizia Penitenziaria, viva l'Italia. Plotone, attenti! Poso! Si passa adesso alla consegna delle onorificenze al personale di Polizia Penitenziaria che si è contraddistinto nell'espletamento del servizio. Encomio solenne del signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al dirigente di Polizia Penitenziaria Giuseppe Rizzo. Attenti!
Con spirito di iniziativa, dando prova di spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, coordinava l'intera attività di indagine denominata Contra Fides, acquisendo in primis la notizia di reato da fonte confidenziale interna e curando le successive intercettazioni con la fonte, in sinergia con il comando provinciale della Guardia di Finanza, riuscendo a sgominare diversi gruppi criminali dediti alla commissione di reati di truffa, usura, estorsione, peculato e riciclaggio. Palermo, marzo 2017, aprile 2019. Consegna l'onorificenza il signor Provveditore regionale, dottor Maurizio Veneziano. Poso. Encomio del signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al primo dirigente di Polizia Penitenziaria Francesco Cerami. Plotone, attenti! Libero dal servizio, interveniva per contenere un'accesa rivolta posta in atto da numerosi detenuti, non esitando ad entrare da solo nel gruppo detentivo, impedendo il degenerare della grave situazione e mettendo in sicurezza l'intero istituto. Dimostrazione di non comune coraggio ed encomiabili capacità operative. Palermo, 28 agosto 2021. Consegna l'onorificenza Sua Eccellenza il Signor Prefetto di Palermo Massimo Mariani. Poso. Encomio del signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al Sovrintendente di Polizia Penitenziaria Tommaso Bennardo, all'Assistente Capo di Polizia Penitenziaria Francesco Pecoraro e all'Assistente di Polizia Penitenziaria Giuseppe Viola. Plotone, attenti! In servizio, unitamente ad altro personale, non esitava ad entrare in una sezione invasa dal fumo provocato da un incendio divampato all'interno di una camera detentiva, mettendo in sicurezza il detenuto incendiario. Dimostrazione di spiccate capacità operative ed encomiabili competenze professionali. Palermo, 16 dicembre 2021. Consegna l'onorificenza il signor Presidente della Corte d'Appello di Palermo, dottor Antonio Balsamo. Poso. Lode del signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al Vice Sovrintendente di Polizia Penitenziaria Giovanni Scalia. Plotone, attenti! In servizio, unitamente ad altro personale, interveniva per salvare la vita a un detenuto che aveva posto in atto un tentativo di suicidio. Dimostrazione di lodevole coraggio e non comune senso del dovere. San Cataldo, 27 settembre 2021. Consegna l'onorificenza il signor Questore di Palermo, dottor Vito Calvino. Poso. Lode del signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria all'Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria Francesco Paolo Donzelli. Plotone, attenti!
In servizio, unitamente ad altro personale, provvedeva a porre in salvo un detenuto che aveva tentato di togliersi la vita tramite impiccagione. Dimostrazione di spiccate capacità operative ed encomiabili competenze professionali. Palermo, 20 luglio 2021. Consegna l'onorificenza il comandante regionale della Guardia di Finanza, generale di divisione Roberto Manna. Poso. Lode del signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria all'assistente capo coordinatore di Polizia Penitenziaria Salvatore Ognibene. Plotone, attenti! Consegna l'onorificenza il comandante della Legione Carabinieri Sicilia, generale di divisione Ubaldo del Monaco. Poso. Lode del signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria all'agente di Polizia Penitenziaria Cristian Di Benedetto. Plotone, attenti! In servizio sventava un tentativo di suicidio posto in essere da un detenuto tramite impiccagione, dimostrazione di apprezzabili competenze professionali e lodevole capacità operative. Como, 9 dicembre 2021. Consegna l'onorificenza il signor Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, dottor Nicola Mazzamuto. Poso. Lode del signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria all'assistente capo coordinatore di Polizia Penitenziaria Michele Caruso. Plotone, attenti! In servizio, unitamente ad altro personale, interveniva per estinguere un incendio all'interno di un reparto detentivo, mettendo in sicurezza i detenuti. Dimostrazione di encomiabile coraggio e grande senso del dovere. Palermo, 20 settembre 2019. Consegna l'onorificenza il direttore della Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli Antonio Lorusso, dottoressa Maria Luisa Malato. Poso. Lode del signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria all'agente scelto di Polizia Penitenziaria Mirko Ratto. Plotone, attenti! In servizio, unitamente ad altro personale, interveniva per estinguere un incendio appiccato da un detenuto nella propria cella e, contestualmente, provvedeva all'evacuazione di tutti i detenuti ubicati nel reparto. Dimostrazione di apprezzabili competenze professionali e lodevoli capacità operative. Cagliari, 23 febbraio 2021. Consegna l'onorificenza il direttore della Casa di Reclusione Ucciardone Calogero di Bona, dottor Fabio Prestopino. Poso. Lode del signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria all'agente scelto di Polizia Penitenziaria Paolo Lacorte. Plotone, attenti!
In servizio, unitamente ad altro personale, interveniva per domare un pericoloso incendio posto in essere da un detenuto a seguito di una violenta devastazione delle camere, ristabilendo l'ordine e la sicurezza nell'istituto. Dimostrazione di lodevole servizio e non comune coraggio. Palermo, 29 agosto 2021. Consegna l'onorificenza il direttore della Casa Circondariale di Termini Imerese, Antonino Burafato, dottoressa Carmen Rosselli. Posso. Lode del signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria all'agente scelto di Polizia Penitenziaria Antonino Di Bella. Plotone, attenti! In servizio, unitamente ad altro personale, interveniva per estinguere un incendio doloso appiccato in una camera detentiva e porre in salvo i detenuti ristretti. Dimostrazione di lodevole coraggio e senso del dovere. Monza, 16 ottobre 2021. Consegna l'onorificenza il signor provveditore regionale, dottor Maurizio Veneziano. Posso. Il provveditore regionale si congeda dalle autorità presenti e si appresta a ricevere gli onori finali. Plotone, attenti! Presenta, Vengono Onori. resi gli onori al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Sicilia, dottor Maurizio Veneziano. onori al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria. Fianca! Riposo. Il gonfalone della città di Palermo, decorato con medaglia d'oro al valore militare, lascia il luogo della cerimonia. Plotone, attenti! Onore al gonfalone della città di Palermo. Presenta. I gonfaloni della Regione Sicilia e della città metropolitana di Palermo lasciano il luogo della cerimonia. Plotone, attenti!
Riposo. Il labaro della sezione di Palermo dell'Associazione Nazionale della Polizia Penitenziaria della Regione Sicilia lascia il luogo della cerimonia. Plotone, attenti. Riposo. La cerimonia volge al termine. I signori ospiti sono invitati per un vin d'honneur. Plotone, attenti. Rompete le file. Marci. Ora.